Buongiorno e buon inizio di settimana, benvenuti alla nostra rassegna stampa. Vediamo quali sono i principali fatti sulle prime pagine di oggi, vedremo anche qualche approfondimento. Intanto partiamo da Repubblica e nel taglio alto questa notizia singolare che arriva da Parigi. Colpo grosso al Louvre, rubati i gioielli di Napoleone, trafugati in 7 minuti 9 pezzi, tra cui la tiara di Giuseppina. I ladri, travestiti da operai, perdono nella fuga parte della refurtiva. Leggiamo: Arsenio Lupin torna al Louvre di Parigi in versione operaio con gilet giallo, e la scena da film che si è svolta ieri mattina nel museo più famoso del mondo, quando una banda di ladri ha messo a segno un colpo fulmineo e spettacolare nella galleria d'Apollo, portando via appunto 9 gioielli della collezione di Napoleone. Il Louvre aveva appena aperto le porte al pubblico, e qui vediamo appunto la corona dell'imperatrice Eugenia, che è stata rubata e poi è stata ritrovata danneggiata. Ma poi l'altra notizia che riguarda il Medio Oriente, perché la tregua è a rischio. Gaza, fuoco sulla tregua. Raid di Israele contro Hamas, accusata da Netanyahu di aver attaccato i militari dell'IDF. 21 le vittime. Il ministro Ben-Gvir: riprendere la guerra. E poi il pressing degli Stati Uniti proprio sulla premier israeliano, su Netanyahu, per la riapertura dei valichi che sono stati nuovamente chiusi, e invece bisogna riprendere gli aiuti. E poi Trump che interviene sulla guerra in Ucraina. L'Ucraina ceda a Putin o verrà distrutta. Queste le parole appunto del presidente statunitense. Il Fatto Quotidiano, anche qui vediamo il Medio Oriente con questa tregua fragile, lo abbiamo visto fin dall'inizio, non sembrava convincere molti, e soprattutto non convince una frangia estrema del governo Netanyahu. Netanyahu che infrange la tregua, accusando però Hamas di violarla. Questo è il Fatto di oggi. Raid con 33 morti, poi gli Stati Uniti lo obbligano a fermarsi e a far passare gli aiuti. La Stampa: Gaza, la pace è già in bilico. Raid dell'esercito israeliano, qui il bilancio è più alto, ci sono 44 morti, scrive la Stampa. Netanyahu: Hamas ha violato la tregua. Questa la motivazione o giustificazione appunto di Netanyahu. In serata l'annuncio: torna il cessate il fuoco. E poi l'altra guerra, con Trump che mette Zelensky spalle al muro, accetta le condizioni di Putin o distruggerà l'Ucraina. Vediamo il Corriere. Anche qui stessa apertura, Gaza, tregua appesa a un filo. E poi vediamo le altre notizie. Il furto al Louvre, appunto shock in Francia, rubati i gioielli di Napoleone. Vediamo qui appunto le foto di quello che è accaduto ieri. E poi si parla anche di manovra finanziaria, fisco e pensioni. Ecco cosa prevede la bozza appunto della manovra. Tra un po' vedremo le varie misure che sono state varate dal governo Meloni prima della discussione in aula. E poi a Rieti, un fatto di cronaca: sassi sul bus dei tifosi del Pistoia, viene ucciso un autista. Follia ultra nel basket, l'assalto ieri. Intanto andiamo a vedere all'interno il Medio Oriente: nuovamente razzi, bombe e aiuti sospesi. Sembra che non sia cambiato nulla, la tregua a Gaza è in bilico. Uccisi 2 soldati israeliani, l'IDF colpisce decine di obiettivi, e poi in serata torna il cessate il fuoco. Nell'altra pagina vediamo l'intervista al politologo Kupchan, che dice: il disarmo di Hamas sarà lento e difficile, la milizia resterà come entità politica essenziale, la pressione di Trump e dei paesi arabi, dice appunto Charles Kupchan, che insegna alla Georgetown University. Non penso che l'accordo sia morto. Questo è il suo parere. La violenza dopo la firma era prevedibile.
I negoziatori hanno risolto quello che hanno potuto, rimandando le decisioni più difficili. Ma intanto c'è una popolazione che ancora piange e ha paura di risprofondare in quello che ha vissuto per 2 anni di guerra, di escalation, di guerra. Siamo in gabbia, ma che colpa abbiamo? E si trema ancora a Gaza. Intanto tornano le barelle e la paura che tutto ricominci. Dicevamo, oggi si parla anche dell'altro conflitto, quello in Europa, in Ucraina, con l'avvertimento di Trump a Zelensky: accetta le condizioni di Putin, altrimenti vi distruggeranno. E lo vediamo anche qui all'interno del Corriere, Trump e la minaccia a Zelensky. Il Financial Times, lite sul Donetsk, il leader degli Stati Uniti: non possiamo dare tutte le armi a Kiev. Qual è questa richiesta di Putin? Quella di vedersi consegnato il Donetsk in cambio di alcune piccole aree delle 2 regioni meridionali di Kherson e Zaporizhzhia, pena il rischio di finire distrutto. Quindi questo, diciamo, questa è la richiesta del leader del Cremlino, supportato in questo caso da Donald Trump, che si rivolge proprio a Zelensky chiedendogli di accettare queste condizioni. E qui vediamo la situazione in Ucraina. In rosa vediamo le aree che sono state conquistate dalla Russia, le prime aree che sono state conquistate prima del 2022, quando è scoppiata appunto la guerra in Ucraina, sono la Crimea, il Donetsk e Lugansk, e poi si sono aggiunti il Donbass, l'Oblast di Zaporizhzhia e l'Oblast di Kherson, le regioni appunto di Zaporizhzhia e Kherson. E poi c'è questa linea rimarcata colorata di rosso, il territorio conquistato dai russi negli ultimi 6 mesi. L'1% è la porzione appunto del territorio dell'Ucraina che la Russia ha conquistato da novembre 2022, complessivamente da quando è scoppiata la guerra. Ma per avere, leggiamo, le 4 regioni allo zar servono 5 anni, dall'offensiva d'estate esce quasi a mani vuote, la stima dell'Economist sui territori rivendicati appunto da Mosca. Vediamo all'interno una notizia di cronaca. Si torna a parlare di Paolo Mendico, il bambino che si è suicidato alla vigilia del ritorno sui banchi perché era vittima di bullismo. Non ci sono dubbi, adesso suicida a 14 anni, fu bullismo. Il Ministero accusa i docenti, via alle misure disciplinari. Concluse le ispezioni a Latina, la scuola sminuì la gravità della situazione, perché ricordiamo che i genitori più volte avevano segnalato questo malessere del ragazzino, che appunto veniva bullizzato dai compagni, ma a quanto pare la scuola, gli insegnanti non hanno accolto questo appello, non hanno fatto le dovute verifiche. Infatti qui ci sono anche le parole del fratello di Paolo Mendico, che dice: le nostre denunce furono prese alla leggera, ora ci dicano la verità e i nomi dei responsabili. La manovra finanziaria, vediamo che cosa prevede, quali sono le nuove misure contenute nella bozza della nuova legge di bilancio. Stallo sulle pensioni, niente proroga di quota 103 e manca il rinnovo di opzione donna. Tensione sulle banche, si limano i dettagli. In un'altra pagina del Corriere ci sono alcune misure previste. Intanto ritorna la rottamazione delle cartelle esattoriali fino a 54 rate bimestrali a partire da luglio, poi il recupero dei capitali all'estero, il rientro dei paperoni in Italia, la tassa sale a 300.000 euro l'anno. Per quanto riguarda la sanità c'è un nuovo piano di assunzioni, 5 miliardi in più in 2 anni, e poi c'è questa novità che riguarda gli affitti brevi, dove sale l'aliquota della cedolare secca al 26%, quindi non più al 21% per la seconda
seconda casa e poi a salire dalla terza in poi al 26%, l'aliquota sarà uguale per tutti gli immobili appunto sui quali ci sarà l'affitto breve. E poi l'IRPEF che si abbassa per quanto riguarda il ceto medio dal 35 al 33%, in più per quanto riguarda il lavoro, straordinari e festivi, flat tax al 15%, quindi si abbassano le tasse sul lavoro straordinario e festivo. Congedi parentali fino a 14 anni per quanto riguarda i figli, e poi le accise, sigarette e diesel salgono i prezzi. Una cattiva notizia per fumatori e automobilisti. E poi questa novità, stablecoin al 26%, meno soldi al cinema. Vediamo il secolo XIX che mette in apertura proprio la manovra finanziaria, prima casa, famiglie e salari, la manovra alza gli ultimi veli, affitti brevi, la tassazione sale al 26%, aiuti per i genitori separati e poi appunto il gasolio che aumenta. Il resto del Carlino, ISEE, sconti per la casa e figli, più tasse sugli affitti brevi. Ma vediamo anche altre notizie di cronaca, naturalmente il colpo del secolo, così lo definisce il quotidiano, al Louvre, Francia, la grande vergogna appunto dopo questo colpo che è stato messo a segno ieri mattina nel museo, in uno dei musei più famosi del mondo. Coltellata killer avvenuta in un parcheggio di una discoteca, un ragazzo è morto, adesso ci sono i primi giovani sotto indagine, ma manca ancora l'arma del delitto. Fabriano, il vescovo, interroghiamoci tutti. E ancora vediamo nel taglio basso, a 19 anni, pestata e minacciata, la polizia arresta l'ex fidanzato, ma l'uomo torna subito libero, polemica sulla misura del divieto di avvicinamento. Vediamo il Sole 24 Ore, anche qui manovra finanziaria, ISEE senza prima casa, impatto ridotto. Il CAF ACLI analizza gli effetti della revisione in arrivo, coinvolto così il 15% delle famiglie. Una platea ridotta beneficerà dell'esclusione della casa di abitazione dal calcolo ISEE entro un limite di valore catastale che è sotto i 90.000 euro circa. Vediamo il Giornale con questo asse Meloni-Trump sul politicamente corretto. Il Presidente degli Stati Uniti intanto rilancia la possibile intesa sui dazi. Ultima prima pagina che vediamo, Libero, con, ricorderete, nei giorni scorsi lo scontro tra Elly Schlein e Giorgia Meloni. Tutto nasce da alcune affermazioni di Elly Schlein dopo l'attentato a Ranucci. Schlein sballa da sola, pure Ranucci la lascia. Il conduttore di Report sulla bomba dice: non credo a mandanti politici. Le sparate anti-Giorgia accolte con freddezza da giornali, amici e partito. Facciamo una pausa, ritorniamo tra poco con i fatti regionali e con la seconda parte della nostra rassegna stampa. Seconda parte della nostra rassegna stampa, ancora ben trovati. Allora, prima di tornare ai quotidiani oggi in edicola, vediamo invece le ultime notizie sul nostro sito internet siciliaweb.it. Allora, vediamo intanto un'operazione della Guardia di Finanza in apertura. Della Guardia di Finanza di Palermo, scovate le sigarette parallele. La Finanza sequestra 11 milioni di prodotti illegali che i negozi vendevano a prezzi più bassi. E poi vediamo lavori sull'asse attrezzato. Siamo sulla tangenziale di Catania, i catanesi tornano a tremare un'arteria che ha già vissuto per lungo tempo dei disagi proprio causati dai cantieri. E poi da San Cristoforo al lungomare tutti i progetti che stravolgeranno Catania. Ma intanto vediamo anche questa notizia. Perché per gli amanti della bella stagione, gli amanti del caldo, l'estate non è finita. Infatti Sicilia Web scrive: l'estate colpisce ancora, 3
35 gradi in Sicilia, incredibile, ma queste sarebbero le previsioni appunto dei meteorologi. Allora andiamo a leggere. Mentre un'intensa perturbazione atlantica è pronta a fare il suo ingresso in Italia, gli esperti di 3B Meteo tracciano un quadro decisamente anomalo per la Sicilia nel fine settimana. Correnti calde provenienti dall'entroterra nordafricano viaggeranno verso il Mediterraneo centrale, causando a partire da venerdì un notevole aumento delle temperature, anche di 10 gradi sopra la media di fine ottobre. L'apice di questa configurazione arriverà nella giornata di domenica, con temperature anche oltre i 30 gradi nella Sicilia orientale. Addirittura potrebbero toccare i 35 gradi a Siracusa e i 34 gradi a Catania. Quindi un fine settimana si prospetta non da fine ottobre ma da mese di luglio inoltrato. Naturalmente questo per tutti gli amanti del caldo sarà sicuramente un ottimo annuncio. Tanti potrebbero approfittarne anche per recarsi in spiaggia e approfittarne per prendere ancora un po' di tintarella, decisamente in un periodo diverso da quello naturalmente del mare. Andiamo a vedere, torniamo adesso ai quotidiani, vediamo cosa c'è oggi in edicola. Partiamo dalla prima pagina del giornale di Sicilia. In apertura vediamo il ritrovamento di Marianna Bello, 19 giorni di illusione. Alcuni cacciatori hanno trovato ieri in un canneto vicino a un torrente il corpo della donna di 38 anni sparita lo scorso 1° ottobre. Oggi i funerali, si indaga su possibili responsabilità. Ricordiamo, lei venne travolta da la furia dell'acqua durante un nubifragio avvenuto appunto a Favara. E poi a Palermo, zone rosse al via, presidiata la zona dell'omicidio di Paolo Taormina, movida blindata. In forma sperimentale iniziati i maggiori controlli. Da oggi vigilanza intensificata. E poi la gioia, anzi l'occasione sfumata per il Palermo, che non riesce ad effettuare questo sorpasso in classifica. Finisce ieri 1-1 contro la capolista Modena. Segre non basta, finisce in parità, il Palermo resta secondo a 2 punti dal capolista. Grande cornice di pubblico ieri, un Barbera da record che sperava di poter festeggiare appunto questo sorpasso dei rosa in classifica di Serie B. Andiamo a vedere la prima pagina della Sicilia, dove invece, a proposito di calcio, vediamo il Catania che festeggia invece la vittoria di ieri contro la capolista Salernitana. Assalto alla vetta, scrive oggi il quotidiano. I rossazzurri battono la capolista, primo posto vicino domenica, big match con il Benevento. E poi la politica siciliana. Oggi un'intervista al vice presidente della Camera Giorgio Mulè, che dichiara per la Sicilia un sogno americano. E poi i travagli in Fratelli d'Italia, il ministro Musumeci che fa un appello a Manlio Messina per tornare a casa. Manlio Messina, grande nome di Fratelli d'Italia, fuoriuscito qualche mese fa dal partito di Meloni, di Giorgia Meloni. Ecco, si spera che possa tornare a casa, così dice Musumeci. Ma intanto andiamo a vedere all'interno della Sicilia. Marianna è riemersa dopo lunghi 19 giorni, il corpo era a Cannatello. La sorella Flavia, adesso sappiamo dove andare a piangere, il corpo ha percorso 10 chilometri e oggi c'è lutto cittadino, è l'ultimo saluto. La donna è stata riconosciuta dai tatuaggi, si attende ora l'apertura del fascicolo ad Agrigento per omicidio colposo. Le parole dei familiari, che proprio nei giorni scorsi avevano chiesto, avevano fatto un appello: per favore non smettete di cercare il corpo di Marianna, e adesso dicono: Marianna è tornata a casa, così possiamo trovare un po' di pace e sappiamo dove andare a piangere mia sorella. Queste le strazianti parole pronunciate proprio da Flavia Bello. E poi giustizia e verità.
crediamo sia fondamentale trovare i responsabili di tutto ciò, hanno sottolineato i familiari, capire se ci sono eventuali responsabili tra la protezione civile regionale, perché il giorno del nubifragio a Favara c'era soltanto un'allerta gialla, e capire soprattutto se negli anni il convogliatore sia stato manutenuto a regola d'arte. Adesso la parola spetterà alla Procura di Agrigento per stabilire se ci sono state delle responsabilità in questa tragica scomparsa, o se è stato soltanto insomma, un tragico destino. Andiamo a vedere la morte invece di Paolo Taormina, sul quale non ci sono dubbi. C'è un assassino reo confesso, Gaetano Maranzano. Intanto i palermitani lasciano fiori e pensieri per Paolo. L'agente della notte si reca sul luogo dell'omicidio. Una settimana dopo l'assassinio all'Olivella si riparte nella nuova zona rossa, rendendo omaggio al ragazzo. E intanto, dicevamo, sono partite le zone rosse volute dal prefetto Mariani in via Macheda, però poco è cambiato, molte vie sono ancora senza presidio. Intanto si aggrava la posizione per un amico di Maranzano. Abbiamo detto Maranzano è stato arrestato, è in carcere per l'omicidio di Paolo Taormina, che ha confessato, ma adesso si indaga nella cerchia di amici e di eventuali complici appunto di questo delitto. Vediamo la prima pagina della Sicilia, di Palermo, e anche qui appunto pellegrinaggio da Paolo, il ritorno della Movida, in centinaia sul luogo dell'omicidio per omaggiare il ragazzo ucciso all'Olivella. E poi vediamo la prima pagina di Catania, con piazza Federico di Svevia, dove era stata istituita una isola pedonale che aveva molto diviso i catanesi, soprattutto i commercianti della zona. Viene riaperta al transito delle auto, consentito il passaggio tranne sabato e domenica, e non però il parcheggio. Ancora la prima pagina di Messina. Taormina, il CCPM contattato per curare 11 bambini provenienti da Gaza. E a Siracusa invece si parla del futuro della raffineria ISAB di Priolo. Cannata, governo attento per il debito Gold Energy. Il deputato di Fratelli d'Italia rassicurante dopo aver parlato con il ministro Urso. La Gazzetta del Sud di oggi, vediamo la prima pagina, vediamo qualche notizia naturalmente siciliana. E allora vediamo nel taglio alto: a Messina lo street food si chiude con un altro successo. Cannolo e pizza fritta sono le specialità preferite. Vediamo all'interno qualche approfondimento. Intanto l'alluvione di Favara, ritrovato anche qui, leggiamo la notizia, il corpo della donna dispersa, un tatuaggio per il riconoscimento. E poi c'è una notizia curiosa sulla stessa pagina: Bruno Barbieri in missione a Lipari per 4 hotel. Il famoso chef stellato appunto sarebbe nell'isola principale delle Eolie per girare il suo fortunato programma, appunto 4 hotel. La presenza del pluristellato chef sull'isola ha creato attesa tra abitanti e operatori turistici. Ancora vediamo qualche altra notizia. Siamo sempre all'interno della Gazzetta del Sud. A Lampedusa 2 migranti morti e 14 intossicati. Le vittime sono state trovate nel barcone, sarebbero decedute per l'inalazione di idrocarburi. Ancora un salvataggio da parte della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza di 91 migranti appunto che si trovavano su un barcone in avaria a 16 miglia dalle coste di Lampedusa, ma durante l'ispezione appunto dell'imbarcazione sono stati trovati anche 2 cadaveri nella sottocoperta, e dicevamo 14 migranti erano gravi per aver respirato appunto idrocarburi. Vediamo lo sport velocemente. La Sicilia
Le pagine sportive, allora Serie B Palermo, che peccato, accanto invece Catania 6 forte per quanto riguarda la Serie C. All'interno gli approfondimenti, partiamo proprio dalla Catania. È un Catania incontenibile, Salernitana al tappeto, rossazzurri adesso a -1 dalla vetta, sblocca Cicerelli con una punizione degna della copertina, raddoppia forte con una conclusione di rabbia, Rolfini e D'Ausilio sfiorano il tris per l'8ª volta su 10 gare, la difesa resta imbattuta, intanto domenica arriva il Benevento sempre al Massimino. E poi invece il Palermo che aveva tentato l'operazione sorpasso con la capolista Modena, ieri appunto al Barbera, dall'illusione al pareggio, e i rosanero mancano il sorpasso e restano sempre a 2 lunghezze appunto dalla prima in classifica. E poi vediamo anche le altre di C. Il Siracusa ancora KO di rigore e sempre più in fondo. Turati rimane in bilico. Azzurri puniti dagli 11 metri dopo un bel primo tempo, anche se inconcludente. Il tecnico sempre più a rischio finisce 1-0 a Caserta. Quindi i tifosi, vediamo, ancora inferociti per una stagione da record, e tecnico e presidente finiscono sulla graticola, naturalmente record in negativo, visto che stiamo parlando dell'ultima in classifica. E poi il Trapani, l'altra siciliana di Serie C, che perde contro l'Atalanta Under 23. Trapani colpito 2 volte a freddo e incapace di rialzarsi. Granata sconfitti a Palermo, amaro il tecnico Aronica, abbiamo sbagliato proprio approccio. Ci fermiamo qui. La nostra rassegna stampa ritorna domani mattina. Grazie per averci seguito.